a Sottomarina dopo l'aggressione degli abusivi ai danni del comandante dei Carabinieri. Gli stranieri mostrano il video e poi denunciano: siamo stati minacciati. E intanto continua il pugno di ferro contro il commercio irregolare nelle località di villeggiatura. La finanza solo a Ferragosto ha sequestrato prodotti contraffatti per oltre 200.000 euro. Nuova rivolta nel giorno di Ferragosto dei profughi ospitati nella base di Conetta. Il sindacato di polizia UGL, organico insufficiente, la base va alleggerita. Si chiude per gioco dentro l'auto dei genitori e muore stroncato dal caldo soffocante. L'incredibile tragedia nel Veronese, vittima un bimbo di appena 4 anni. Esclusa dalla manifestazione Canora Veronese perché non italiana, o meglio perché figlia di cittadini stranieri, la denuncia di una quindicenne nata nel nostro paese da genitori africani. Cure dentarie gratuite per le fasce meno abbienti o con problemi di vulnerabilità sociosanitaria. La Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera, il via da gennaio 2018. Da oggi il primo giorno di ripresa a Venezia per il nuovo film di Clint Eastwood che racconta la storia di 3 giovani americani capaci di sventare un attentato su un treno diretto a Parigi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano lo avete sentito, la tensione che sale a Sottomarina tra abusivi, irregolari e carabinieri. Tensione che ieri è sfociata con l'aggressione ai danni del comandante dei Carabinieri di Chioggia, per lui la prognosi di un mese, rimpatriato l'aggressore, si tratta di un senegalese di 32 anni. Il punto nel nostro servizio d'apertura. Ecco il video che racconta dell'aggressione in spiaggia a Sottomarina con l'improvviso pestaggio al comandante dei Carabinieri di Chioggia da parte di un venditore abusivo senegalese di 32 anni, a sua volta, come si vede dalle immagini, placcato e atterrato dagli uomini delle forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza, nel corso del blitz anti-Vucumprà irregolari, cioè sprovvisti della licenza a vendere. Il video inviatoci direttamente proprio da uno dei Vucumprà senegalesi. Il blitz alle 7 di ieri mattina, a Ferragosto, con l'aggressione intorno alle 9:30 nei pressi dello stabilimento Sirenella e terminato con l'arresto del senegalese, ricoverato pure in ospedale in seguito a malore, e 25 giorni di prognosi per il comandante dei Carabinieri, che ha rimediato pure una lussazione alla mano destra, oggi fasciata con un tutore. Il tutto sotto lo sguardo incredulo e terrorizzato di molti bagnanti che hanno assistito inermi alla scena. C'erano 3 carabinieri, uno aveva un manganello nascosto, non so se era già successo l'aggressione al comandante dei Carabinieri. Comunque secondo me è stato bravo il comandante a non perdere la testa. L'aggressione perché l'extracomunitario da 10 anni nel nostro territorio senza regolare permesso di soggiorno si era opposto al sequestro della merce, più di 4.000 gli articoli recuperati, dei quali 1.700 taroccati. Semplicemente a un certo punto c'è stato un fuggi qua degli abusivi, degli ambulanti, degli abusivi, e che sono tutti scappati verso le spiagge, hanno raccolto in gran fretta i loro sacchi, li hanno lasciati però nella spiaggia. Oggi la direttissima a carico del senegalese, che ha patteggiato pena sospesa 1 anno e 4 mesi di reclusione. Il 32enne si trova già al CIE di Catania, dove verrà presto rimpatriato in Senegal con 2 agenti di scorta, rimpatrio dal costo di oltre 10.000 euro. Ma la comunità senegalese difende l'aggressore dicendo è lui la vittima. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Sull'aggressione di Ferragosto in spiaggia a Sottomarina di Chioggia ci sarebbe però un'altra verità, è quella riportata dai colleghi, amici o compatrioti del senegalese di 32 anni che verrà presto rimpatriato a casa. Sembra che nel fuggi-fuggi generale durante il blitz interforze l'aggressore nella corsa avesse perso il cellulare e per questo fosse tornato indietro per riprenderselo. Da qui in poi la situazione si sarebbe aggravata. Lui torna per prenderla e in finanza e tirare fuori il coltello per farti paura. Lui ha detto ammassami lo stesso. Versione invece convalidata anche da altri Vucumprà senegalesi, sempre irregolari e abusivi. Come puoi una persona ti scappa, una persona va a dare pugno? Impossibile. Eppure una finanza, hai sentito che una finanza è tirato coltello. Coltello, una finanza, giuro. È stata la finanza che ha tirato il coltello. Ah, c'era un coltello anche di me. La finanza.
È stato dunque un Ferragosto caldo sulle spiagge del litorale, con il blitz delle fiamme gialle per contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Continua senza sosta la lotta delle forze dell'ordine all'abusivismo e la vendita di prodotti contraffatti. A Ferragosto, sul litorale clodiense, in particolare a Sottomarina, durante un'attività di controllo straordinario del territorio, le fiamme gialle veneziane hanno sequestrato complessivamente 1.664 articoli contraffatti, 2.857 articoli tra abbigliamento e oggettistica varia, non sicuri, per un valore di oltre 200.000 euro. Dall'inizio dell'estate i finanzieri veneziani in abiti civili continuano nell'attività di controllo quotidiano del territorio, che proseguirà con intensità rafforzata anche per tutto il mese di settembre. Solo all'interno della città lagunare, durante tutto l'arco della giornata, è stata dispiegata una forza complessiva di decine di militari in riva degli Schiavoni e lungo Stradanova, nonché in zona Calle Larga 22 marzo. Personale in uniforme si muove lungo i punti nevralgici di smistamento, stazionamento e passaggio degli abusivi, in prossimità della stazione ferroviaria e nell'area monumentale di Piazza San Marco. Dopo un lavoro di intelligence, nelle ultime settimane i finanzieri hanno eseguito lungo le spiagge di Chioggia, Sottomarina e sul lungomare di Jesolo decine di interventi, sequestrando borse, magliette, occhiali e orologi contraffatti per un totale di circa 12.000 pezzi. Non solo, a Caorle Bibbione, nell'entroterra di Portogruaro e San Donà di Piave, le pattuglie hanno sequestrato circa 22.000 articoli, soprattutto di bigiotteria. A confermare l'impegno delle fiamme gialle veneziane ci sono i numeri. Dall'inizio dell'anno, infatti, sono stati sequestrati oltre 4 milioni di prodotti illeciti, 196 persone segnalate all'autorità giudiziaria e 220 all'autorità amministrativa. Tensione a Ferragosto sulle spiagge, ma tensione anche a Cona, dove proprio ieri è andata in scena una nuova rivolta da parte dei richiedenti asilo ospitati nella base di Conetta. Il sindacato di polizia UGL denuncia la carenza di organico e chiede nuovamente che la base venga alleggerita. La nuova protesta dei migranti ospitati nella base di Conetta è andata in scena nel giorno di Ferragosto. Un centinaio di richiedenti asilo che all'altezza dell'incrocio hanno bloccato la circolazione. Una nuova rivolta contro la qualità della vita all'interno della struttura, ma soprattutto per chiedere che vengano accelerate le pratiche per le domande d'asilo. A tenere sotto controllo la situazione le forze dell'ordine che, come già accaduto in altre occasioni, denunciano un organico insufficiente. Ha dimostrato ancora una volta che i numeri delle forze dell'ordine non sono sufficienti a contrastare queste proteste. Non è possibile che una frazione di 190 abitanti e le stesse forze dell'ordine siano tenute in scacco da questi profughi. Da un lato dunque le richieste dei migranti, dall'altro quella delle forze dell'ordine. 6 uomini a disposizione sono praticamente insufficienti. Chioggia merita sicuramente più attenzione da parte della politica nazionale. L'UGL ancora una volta chiede che la base di Conetta venga alleggerita. I numeri sono sempre alti, 1400 profughi accatastati all'interno di questa base, 190 abitanti che ovviamente hanno paura e forze dell'ordine continuamente tenute sotto scacco da questi personaggi. Anzi, auspichiamo che questi personaggi che ieri hanno protestato, che venga ovviamente tolta l'ospitalità in Italia. Voltiamo pagina con una terribile tragedia che si è consumata nel Veronese. Un bimbo di appena 4 anni si chiude nell'auto dei genitori per gioco, ma muore stroncato dal caldo soffocante. La voglia di giocare e forse di fare un nascondino speciale e poi assurda, terribile, la tragedia. Dentro un'auto diventata un forno implacabile sotto il sole di Ferragosto. Nella tarda mattinata di oggi ha smesso di battere il piccolo cuore del bimbo di 4 anni che ieri si era chiuso nell'auto della madre a San Giovanni Lupatoto, perdendo poi i sensi per il caldo soffocante e venendo ritrovato solo dopo una lunga ricerca dai genitori disperati. Il bimbo era stato portato d'urgenza in ospedale a Borgo Trento e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Ha resistito quasi un giorno prima di arrendersi. Un dramma che ha sconvolto la comunità dove la madre e il padre, lei italiana, lui africano, vivono da tanti anni e sono molto conosciuti. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta, ma dai primi riscontri è apparso subito chiaro come la tragedia
non fosse stata causata da una dimenticanza dei genitori, come spesso accaduto in questi casi, bensì da una tragica fatalità. Il piccolo si sarebbe chiuso per gioco dentro l'abitacolo della vettura parcheggiata fuori sotto il sole, ma in poco tempo il caldo opprimente gli ha fatto perdere i sensi. Nel frattempo mamma e papà, che lo avevano perso di vista, lo hanno cercato disperatamente prima in casa, poi nelle vie vicine. Non potevano pensare che si trovasse dentro l'auto e quando l'hanno trovato era già troppo tardi. Un gioco innocente trasformato nel dramma più terribile. Drammatica gita di Ferragosto per 2 motociclisti che hanno perso la vita in altrettanti incidenti accaduti nel pomeriggio di ieri, uno lungo la Valsugana, l'altro sui monti della Lessinia. Ferragosto di sangue sulle strade del Veneto, una giornata di festa che si è tramutata in tragedia con 2 motociclisti che hanno perso la vita in altrettanti incidenti, uno alle 18:30 sulla statale Valsugana, nel quale ha perso la vita un 39enne originario di Santo Domingo ma residente a Vicenza. La sua moto si è scontrata con una vettura condotta da un 40enne di Borgo Valsugana. Per il Centauro non c'è stato nulla da fare, sbalzato sull'asfalto l'uomo è morto praticamente sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza del SUEM e i carabinieri di Bassano. L'altro schianto si è verificato nel Veronese. Un biker di 52 anni di Grezzana ha perso la vita perdendo il controllo della propria moto da cross in un bosco in località Senge in Lessinia. Per cause ancora da accertare l'uomo non è riuscito a controllare la moto ed è andato a sbattere contro un albero. Ad assistere all'incidente un amico che era con lui e che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo impervio della tragedia è intervenuto l'Elis Soccorso di Trento, ma per il 52enne non c'era più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che recuperare la salma. E sta creando non poche reazioni la vicenda di una ragazzina quindicenne italiana ma nata da genitori africani a cui è stato negato l'accesso ad un concorso canoro. Esclusa dalla manifestazione canora perché non italiana, o meglio perché figlia di cittadini stranieri. È quanto sarebbe accaduto ad una quindicenne nata nel nostro paese da genitori africani. Nel cassetto il sogno di diventare cantante. Quale occasione migliore per dimostrare le proprie doti se non partecipare ad una gara per giovani aspiranti artisti organizzata a Verona. Ma la sua domanda è stata respinta. La motivazione? Italiani si nasce, non si diventa. Sorry, ma non puoi partecipare al concorso. Non accetto stranieri. Questo è quello che gli organizzatori, stando a quanto riportato dalla ragazzina sulla sua pagina Facebook, avrebbero risposto. La quindicenne ha insistito, spiegando che la famiglia vive qui da oltre 30 anni, di avere cittadinanza italiana e di essere quindi italiana a tutti gli effetti. Ma nemmeno questo ha smosso i responsabili dalla loro decisione. Un episodio veicolato ancora una volta sui social network che non mancherà di animare la discussione dentro e fuori Verona. Intanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, invita a fare un passo indietro proprio per evitare ulteriori polemiche. Abbiamo ben altri problemi che sta qui a vietare una ragazzina di poter cantare in un coro, in un concorso, non ho ben capito. Si faccia questo atto e si eviti di aprire un'altra polemica, ma arriva qualcuno che ci viene a dire che per risolvere questi problemi ci vuole lo ius soli. Lo ius soli, cioè, mi vede il contrario, perché il buon senso deve risolvere problemi come questi senza fare leggi. Tante le reazioni politiche, tra queste anche quella proprio del sindaco di Verona, Federico Sboarina. Dispiace che ad una giovane adolescente di Negrar, paese della provincia veronese, sia stato impedito di partecipare ad un concorso canoro a cui teneva. A lei esprimo la mia solidarietà. Il sindaco ha poi aggiunto che si tratta di una vicenda che nulla ha a che fare con la città di Verona. Non sappiamo chi sia l'organizzatore, né di che festival si tratti, né dove si dovrebbe svolgere. Il concorso canoro non gode né del patrocinio comunale e tantomeno dei nostri contributi ed è organizzato, ha concluso il sindaco di Verona Sboarina, da una società che non ha nulla a che vedere con la città. Paura in stazione a Padova, una mamma denuncia di essere stata picchiata e rapinata nel giorno di Ferragosto. Una donna vittima, una donna controllore che sarebbe appunto stata aggredita in tram da un cittadino straniero trovato senza biglietto.
Stazione violenta a Padova. Durante le giornate di Ferragosto ci sono state 2 aggressioni. Domenica pomeriggio Alessandra Calò, supermamma padovana, ha denunciato di essere stata picchiata e rapinata da uno straniero mentre stava aspettando in stazione una delle sue figlie. La donna ha raccontato su Facebook quanto accaduto, mostrando le foto dei lividi. Mentre era seduta all'interno del suo furgoncino, Alessandra Calò, mamma di 14 figli, è stata aggredita da uno sconosciuto che ha aperto lo sportello e le ha rubato la borsa. La donna ha cercato in tutti i modi di trattenerla, ma è stata trascinata a terra e picchiata. Il ladro poi si è dileguato. Alessandra invece, dopo essere stata in ospedale, si è sfogata su Facebook attaccando il sindaco Giordani e chiedendo più sicurezza in città. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri militari dell'Arma, che sono intervenuti poco dopo anche per la chiamata di una controllore che alla fermata del tram in stazione è stata aggredita da uno straniero a cui aveva chiesto di esibire il biglietto. Dopo una concitata discussione l'uomo ha mostrato una tessera sanitaria e ha tentato la fuga, dando una gomitata alla giovane addetta al controllo, che è finita a terra. La donna è stata portata in ospedale e medicata. Per il Presidente della Regione Luca Zaia non vi sono dubbi che la vera soluzione per il continuo problema dei danni da maltempo è una polizza catastrofale a livello nazionale, magari con un contributo per l'abbattimento dei premi in capo ai cittadini, ma bisogna arrivare a questo punto. Commentando i recenti decreti per calamità naturale emanati per le frane a Cortina o le trombe d'aria e i nubifragi che hanno colpito il litorale veneto, Zaia ha osservato come sia impensabile andare avanti di questo passo e avere sempre risorse da dare ai cittadini per i danni. Intanto a Cortina stamane si è tenuta una nuova riunione in prefettura per ultimare il piano d'emergenza dopo la frana che, lo ricorderete, 10 giorni fa ha devastato la frazione di Alverà, causando la morte di una dottoressa in pensione. Ci aggiorna al telefono proprio il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Questa mattina abbiamo avuto un tavolo in prefettura dove abbiamo ufficializzato il piano di emergenza che era stato adottato ancora nella giornata di venerdì. Quindi oggi c'è un'ufficializzazione, con tutti gli enti sono intervenuti, facendo presente qualche piccola osservazione, ma per la maggior parte per implementare con la cartografia questo piano. Quindi oggi è stato ufficializzato e direi positivamente, perché mi pare che le cose stanno andando in maniera positiva. Da venerdì, diciamo, le persone sono rientrate in casa, la strada è stata riaperta, l'attività ovviamente di emergenza in base a questo piano sarà un'attività prevalentemente di monitoraggio a vista, però è già prevista un'automazione del sistema, ad esempio semaforico, che proseguirà, che verrà realizzato poi successivamente nelle prossime settimane. Quanto accaduto ha in qualche modo inciso, diciamo, sul turismo di Ferragosto a Cortina? Ma no, sul turismo direi proprio di no. Ovviamente rimane in noi, ovviamente nella parte residente ci ha toccato molto nel profondo, e ovviamente anche per quanto riguarda i danni sono rilevanti, perché la stima che poi è stata fatta si parla circa 17 milioni di euro, però per quanto riguarda il turismo Cortina in questo momento è al completo. C'è molta attività e da questo punto di vista la località non ne ha avuto nessun tipo di conseguenza. Torniamo alla cronaca, andiamo a Mason Vicentino, dove all'alba di oggi un incendio ha devastato un allevamento, morte 80.000 galline. 80.000 galline da uovo morte tra le fiamme ed un capannone completamente distrutto. È questo il pesante bilancio di un terribile incendio scoppiato attorno alle 5:30 di questa mattina in un'azienda agricola di via Colombare a Mason Vicentino. Dall'alba e per quasi tutta la giornata le squadre dei vigili del fuoco di Bassano, Vicenza e Schio e i volontari di Tiene sono stati impegnati sul posto con 24 operatori e 9 automezzi nelle lunghe operazioni di spegnimento delle fiamme. Quando siamo arrivati l'incendio era già generalizzato, abbiamo cercato di salvare il secondo capannone che è alle spalle, che è ancora integro. Oltre 80.000 le galline rimaste uccise nell'incendio, che pare essersi sprigionato da una causa accidentale. La causa dell'incendio ancora siamo in fase di studio, si presume un problema corrente elettrico, insomma.
un problema ai ventilatori. Il capannone era praticamente nuovo, inaugurato appena 6 mesi fa, dopo che l'azienda agricola aveva scelto di convertire la propria attività proprio nell'allevamento di pollame. La recente realizzazione della struttura parrebbe aver scongelato proprio lo sprigionarsi di sostanze tossiche nell'aria. La copertura non è in Ethernet, quindi non c'è nessun problema, comunque abbiamo l'ARPAR per i prelievi delle cose tossiche. Al momento in cui scriviamo, l'ammontare dei danni è ancora da quantificare. Restiamo nel Vicentino con l'arresto di un buttafuori accusato di aver ridotto in schiavitù e picchiato selvaggiamente la sua compagna. Da Compagno ad Aguzzino, un incubo quello vissuto per mesi da una quarantenne veronese che ha subito la violenza e le paranoie brutali del fidanzato. Luca Pauletto, 41enne, residente a Vicenza, butta fuori in un locale cittadino già noto alle forze di polizia. L'uomo l'ha ridotta in totale schiavitù, in preda alla gelosia la picchiava, calci, pugni, schiaffi, le infilava la testa nella tazza del water per fargliela pagare se aveva parlato con una persona a lui sconosciuta, le controllava maniacalmente il telefono cellulare, le impediva di usare i social network, le vietava ogni contatto, meno che meno con uomini, tanto che lei ha dovuto persino licenziarsi dal posto di lavoro. La tempestava di messaggi con insulti, la minacciata di morte, un inferno durato fin troppo, dal settembre 2016. Solo un mese fa, infatti, lei ha deciso di scrivere la parola fine, denunciando l'ormai ex compagno, portando in questura a Verona tutto il materiale che provava ogni sorta di vessazione subita. Per Pauletto sono scattate le manette per atti persecutori e lunedì gli agenti della mobile di Vicenza gli hanno notificato l'ordinanza d'arresto e domiciliari nella sua casa in centro città. Andiamo nel Padovano, dove i residenti dei Colli sono ormai esasperati per la presenza dei cinghiali. Le razzie ai frutteti, alle proprietà continuano. Il programma regionale per la rimozione degli animali procede con lentezza. Molti cittadini sono perciò pronti a chiedere i danni a Venezia. Il piano regionale per la eradicazione dei cinghiali sui Colli Euganei è in vigore da alcuni mesi. Gli ungulati continuano però a proliferare e a fare danni, soprattutto nella zona sud dei Colli Euganei. I residenti sono esasperati per i danni che subiscono e le spese che devono sostenere per i ripristini. Un apposito comitato sta valutando una class action di richiesta di indennizzo alla Regione per la poca efficacia del piano predisposto dalla Giunta. Questi i numeri degli abbattimenti mensili. Troviamo punte che variano dai 300 ai 278, sappiamo perfettamente che nel frattempo la proliferazione dell'ungulato supera di gran lunga quello che è l'abbattimento che viene fatto. A luglio gli abbattimenti sono calati invece che essere aumentati, che è il periodo in cui i colli vanno più protetti per quanto riguarda i vigneti e l'agricoltura. La Schizzerotto, ad esempio, nel 2012 aderì al protocollo tra residenti e Parco Colli per concedere l'installazione nella sua proprietà di altane e chiusini per la cattura dei cinghiali. Sono intervenuti un po' di volte per vedere, non hanno assolutamente messo chiusini, non hanno messo altane. Io mi ritrovo ad oggi nel 2017 ad avere i campi che praticamente sono il parco giochi degli ungulati. Lei chiederà quindi i danni? Sicuramente sì. La Regione Veneto oggi ha approvato in giunta una delibera che prevede cure dentarie gratuite per le fasce di popolazione meno abbienti o con problemi di vulnerabilità sociale o sanitaria. Il dentista gratuito senza il pagamento del ticket nelle strutture pubbliche e con l'obiettivo di coinvolgere nelle prestazioni convenzionate anche gli studi privati. Il via dal 1° gennaio 2018. L'annuncio oggi a Palazzo Balbi del governatore Zaia. La delibera, che ha una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro per il 2018, individua 3 fasce di utenti per i quali visite e cure dentarie saranno gratuite: i giovani dai 0 ai 14 anni, indipendentemente dal reddito familiare, le persone in situazione di vulnerabilità sanitaria come pazienti oncologici, psichici o disabili, e quelle in vulnerabilità sociale, cioè, ha spiegato Zaia, quelli che non riescono a sbarcare il lunario. L'altra fascia riguarda gli over 64 con reddito non superiore
ai 36.000 euro lordi, ai quali la Regione darà un contributo annuo di 400 euro rinnovabile per le protesi dentarie. Ed ora andiamo indietro di un anno, quando la comunità di Padova e non solo venne sconvolta dalla notizia della morte improvvisa di padre Enzo Poiana, per 11 anni rettore della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Vivo il suo ricordo nei confratelli e nei tantissimi fedeli. Al Pino, prima di diventare frate, anche le penne nere erano presenti alla messa di suffragio. Ha riempito il cuore di tante persone, in tanti lo hanno ricordato nella Santa Messa celebrata alle 18 al Santo, amici, confratelli e gli alpini. A un anno esatto dalla scomparsa, la presenza di padre Enzo Poiana, per 11 anni rettore della Basilica, è ancora viva soprattutto in chi gli era accanto, come padre Giorgio Laggioni, che con padre Enzo iniziò il cammino nella comunità dei frati conventuali e poi gli fu accanto come vice rettore. È un ricordo che non se ne è mai andato in questo anno, è un ricordo ancora vivo perché è stato come uno shock, uno trauma che ci ha colpito improvvisamente. Era il 16 agosto di un anno fa quando padre Enzo fu colpito da un infarto mentre si trovava in spiaggia a Bibbione nella casa dei frati. Si sentì male mentre era in acqua, riuscì a trascinarsi a riva dove venne soccorso dai confratelli e dai sanitari. Niente da fare, il suo grande cuore aveva smesso di battere. Una grande presenza padre Enzo. La sua era una presenza così, diciamo, che riempiva, no, lo spazio con la sua presenza, con la sua voce, che sembra sempre di vederlo, ecco, che stia dietro l'angolo, che sta per arrivare, insomma, ecco. È scomparso improvvisamente, però una presenza che continua ad esserci in altro modo. Ed ora cambiamo completamente argomento, andiamo a Venezia, che si trasforma ancora in una volta in un set cinematografico per l'ultimo film di Clint Eastwood. Cappello di paglia e camicia a maniche corte, il grande regista e attore statunitense Clint Eastwood ha iniziato le riprese del suo nuovo film The 1572 Paris a Venezia. La stazione di Santa Lucia è stata blindata per permettere alla troupe, circondata da fan e curiosi, di lavorare. Il casting è tutto locale perché la produzione non prevede rimborsi spesa, quindi per 3 giorni le comparse saranno solo ed esclusivamente veneziane. Eastwood è arrivato in Laguna venerdì ed è rimasto per 3 giorni al Cipriani insieme alla compagna Cristina, poi si è trasferito all'Hotel Gritti, probabilmente per essere più comodo ai set in centro storico. Inevitabilmente la presenza del regista e della sua troupe comporta mutamenti all'interno del flusso regolare di traffico acqueo e di terra. Il piazzale della stazione dei treni, Piazza San Marco, Rialto e il Canal Grande sono infatti i luoghi chiave dei 3 giorni di riprese che hanno preso il via mercoledì alle 7:30, occupando il tratto di riva pubblico davanti alla sede della Regione nel Palazzo delle Ferrovie, tra l'ormeggio dei Gran Turismo e il ponte di Calatrava. Nel pomeriggio fino alle 22 sono state occupate anche le rive pubbliche di Campo San Vidale e Fondamenta Barbaro per l'ormeggio delle unità di servizio. Rialto farà invece da protagonista giovedì, quando intorno a Ruga degli Oresi verrà limitata la circolazione pedonale. Poi la troupe si sposterà. L'ultimo giorno di riprese, il gran finale, sarà invece in Piazza San Marco, venerdì dalle 14 alle 21:30. Ed è tutto per questa edizione veneta dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata a tutti su Antena 3, arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. L'alta pressione delle Azzorre protegge le nostre regioni, portando così bel tempo ovunque. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole e, come annunciato, bel tempo ovunque, salvo qualche nube alta e innocua sulle Alpi. Temperature che risultano essere pressoché stazionarie con poche variazioni, massime tra i 28 e i 34 gradi, minime sui 19-22 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutte le province. Temperature massime attese più o meno stazionarie tra i 31 e i 34 gradi, valori minimi in aumento intorno ai 20-22 gradi circa.
E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi sparse su gran parte della regione, tempo tuttavia stabile, ampiamente soleggiato, salvo addensamenti e locali temporali sulle Alpi di confine. Temperature massime stazionarie sui 31-33 gradi, minime sui 19 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo. I venti moderati da nord, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.